fare una laguna ci vuole, come per tutte le cose, una ricetta. La ricetta nel nostro caso sono dei fiumi che portano il sedimento al mare e un momento della storia in cui il mare si è innalzato. Quindi l'innalzamento del livello del mare ha fatto sì che il mare penetrasse all'interno della pianura e i fiumi però hanno fatto sì che invece ai lati di questa zona originaria si creassero dei delta fluviali. E questo portare portare i sedimenti da parte dei fiumi ha fatto sì che i sedimenti poi si distribuiscano, sono sabbie, soprattutto si tratta di sabbia, quella che troviamo in spiaggia comunemente, si distribuissero lungo la costa, andando a chiudere questa zona invasa dal mare, andando a chiuderla parzialmente però, con un sistema che noi chiamiamo sistema di isole barriera, cioè sono una serie di piccole isole sabbiose che separano la laguna dal mare. E tra di loro non sono continue, ma sono spesso interrotte da dei varchi, che sono la comunicazione tra la laguna e il mare e che vengono chiamate bocche tidali. Nel caso della laguna di Grado e Marano sono ad esempio la bocca di Lignano, la bocca di Grado, che vengono poi comunemente utilizzate come vie navigabili per entrare e uscire dalla laguna. Io faccio parte di un gruppo di ricerca dell'Università di Trieste che si occupa di studiare la geomorfologia e la sedimentologia della laguna. Cosa vuol dire questo? Che studiamo le forme, come la laguna si evolve nel tempo, come i sedimenti si accumulano dando origine del tempo a forme diverse, che sono dominate ad esempio dalla marea, dalle onde oppure dal vento. E nello stesso tempo ci occupiamo di studiare i sedimenti della laguna, quindi quali sono le loro dimensioni, come si distribuiscono, come arrivano alla laguna, come alimentano la laguna. L'aspetto che più mi attira come ricercatrice è la forte dinamicità di questi ambienti, cioè il fatto che si modifichino veramente in tempo reale, quindi uno non studia, è un po' strano per un geologo, i geologi di solito studiano cose molto antiche, invece questa è una parte della geologia che si occupa appunto di cose molto recenti e che cambiano continuamente, quindi molte volte noi quando facciamo un rilievo diciamo beh l'abbiamo fatto a ottobre, viene la mareggiata e sappiamo che quel nostro rilievo di quel momento ha perso di significato, nel senso che la situazione non è più quella. Certo, è invece importantissimo averlo fatto perché ci consente di sapere poi come il sistema si è modificato nel tempo. I sistemi di banchi che la difendono, che la fronteggiano diciamo, dal lato mare, che sono dei sistemi che si evolvono veramente in maniera rapida, tendono ad esempio a formare delle grosse frecce litoranee, si chiamano, sono delle specie di lingue sabbiose che si formano a una velocità anche di 100-150 metri all'anno, quindi da un anno all'altro uno trova una nuova spiaggia, un nuovo ambiente completamente nuovo. Nella stessa maniera altrettante porzioni di questi banchi possono scomparire in brevissimo tempo per una mareggiata. Questo sistema l'abbiamo monitorato grazie anche a una tesi fatta proprio da un ragazzo gradese, Andrea Ugliani, e abbiamo studiato proprio questa grande dinamicità dei banchi che è la caratteristica principale. Sicuramente l'aspetto più rilevante è che nel Mediterraneo siamo la zona che ha più elevata escursione di marea, cioè dove la marea è più significativa. Da noi arriva 1 metro tra la bassa e l'alta marea e questo non accade quasi da nessuna parte in Mediterraneo, il nord Adriatico è la zona dove c'è questa escursione di marea e questo fa sì che solo qui in Mediterraneo si possano formare delle morfologie particolari che sono ad esempio le barene, che si sviluppano solo nel caso di marea significativa e quindi dal punto di vista geologico, ma poi a cascata ecologico e naturalistico, sono ambienti veramente unici e preziosi. Dal punto di vista poi geologico è un sistema addirittura effimero, cioè non può durare nel tempo purtroppo, per fortuna il tempo è quello geologico e non quello umano, però diciamo che è un equilibrio tra il continuo, tra il livello del mare che tende ad alzarsi, e questo è ormai inequivocabile, nel nostro momento storico il livello del mare si sta alzando, e l'apporto di sedimenti. E questo fa sì che la laguna possa essere o una laguna che si interra se i sedimenti sono troppi,
come è accaduto ad esempio nel 1500 per la laguna di Venezia. Lì si temeva che la laguna di Venezia, che aveva molti fiumi che portavano sedimenti, si interrasse completamente, sparisse, e quindi deviarono addirittura i fiumi dall'interno della laguna. Nel nostro caso invece la laguna riceve poco sedimento e il livello del mare si alza, quindi la nostra laguna tende a trasformarsi in un braccio di mare, in una baia, quindi a perdere le sue caratteristiche morfologiche, le sue caratteristiche ecologiche. È un processo lento, però misurabile. Come tutte le zone costiere è un luogo che interessa molto all'uomo e che l'uomo utilizza in infiniti modi. Poi certamente negli anni la laguna è stata utilizzata tradizionalmente in maniera non tanto intensiva, poi anche con delle decisioni e pianificazioni territoriali che hanno teso a stravolgerne un po' la natura. Per fortuna è conservata tutto sommato abbastanza bene, però certo la criticità è sicuramente da un lato questo innalzamento del livello del mare, contro il quale non possiamo intervenire in maniera diretta, dall'altro però il far convivere le necessità di vita dell'uomo, le necessità anche economiche, turistiche, con quelle di tutela della natura. Quindi l'importante soprattutto è cercare di programmare, cosa che non è mai stata fatta, gli interventi sia a difesa della laguna sia per il suo utilizzo in maniera il più possibile pianificata e utilizzando veramente le basi scientifiche, le basi conoscitive che abbiamo, non facendo degli interventi così un po' a caso.